Interdittiva antimafia Girgenti Acque. La Commissione Ambiente e Territorio dell'ARS ha affrontato il discorso sui depuratori della provincia di Agrigento alla presenza dell'assessore regionale Piero Bon, del commissario straordinario Enrico Rolle e del presidente dell'ATI di Agrigento Francesca Valenti. A convocare l'ATI la Presidente della Commissione all'ARS, Giusy Savarino, la quale ha precisato di seguire con la massima attenzione la questione alla luce della interdittiva della Prefettura di Agrigento a Girgenti Acque. Parliamo di 8 impianti, dice l'onorevole Savarino, che andranno in gara a gennaio. Accompagneremo l'ATI di Agrigento, aggiunge il Presidente della Commissione regionale, in questo delicato momento caotico di transizione, assicurandoci che le opere vengano realizzate nella massima legalità, trasparenza e celerità. Vogliamo, conclude Giusy Savarino, che i cittadini non vivano mai più disservizi. Noi lavoriamo alacremente e in silenzio. Intanto, nel corso della riunione di ieri all'ARS è emerso un forte dubbio che potrebbe modificare i piani di intervento. Riguarda l'interdittiva della Prefettura di Agrigento, della quale non è chiaro a chi realmente sia stata diretta, cioè alla persona di Marco Campione, presidente dimissionario, o alla società Girgenti Acque. Un dubbio che ha costretto il commissario straordinario Rolle ad avanzare un'apposita richiesta di chiarimenti al prefetto di Agrigento. Come si vede, la questione non è per nulla semplice e, malgrado la riunione di ieri, molto rimane ancora da affrontare in tema di acque. Tema centrale comunque rimane la rescissione del contratto con Girgenti Acque, ma con tante ombre sul futuro della rete idrica di Agrigento. L'unica cosa certa, possiamo dire al momento, è la volontà dell'ATI idrico di rescindere appunto il contratto con il gestore privato. Ma chi si farà carico degli investimenti futuri? Questa è la domanda forse la più difficile, alla quale si dovrebbe dare una risposta in assenza, tra l'altro, del famoso piano B, del tutto inesistente, e con un ricorso dell'attuale gestore contro l'interdittiva.